Nuoro ha confermato di gradire un appuntamento di grande richiamo come la Notte Bianca che sabato ha portato per le vie cittadine tanti nuoresi che hanno scelto di assistere agli spettacoli e agli eventi della manifestazione promossa dal Comune attraverso l'assessorato alle attività produttive organizzata da Musiché. Il clima estivo ha favorito lo svolgersi dell'appuntamento che per scelta degli organizzatori non aveva un unico epicentro ma tanti nodi sparsi per le vie La Marmora, Corso Garibaldi, via Roma e le piazze Vittorio Emanuele e Mameli. Un ricco palinsesto di appuntamenti dedicati alla cultura, alla musica, allo spettacolo, allo sport, senza dimenticare l'enogastronomia. Spettacoli ed eventi per tutti i gusti realizzati grazie alla sinergia di tante associazioni, istituzioni, società sportive, aziende e privati che hanno dato il proprio contributo per la riuscita alla Notte Bianca 2019. Il Corso Garibaldi è tornato indietro nel tempo quando la passeggiata era un rito per i nuoresi. I giardini hanno ospitato gli spettacoli di musica e danza con un'area attrezzata per i bambini. Piazza Mameli ha ospitato la manifestazione Gioco Food di campagna amica della Coldiretti, dedicata al cibo a chilometro zero. I musei e l'Archivio di Stato sono rimasti aperti fino a tarda notte per consentire una visita anche a chi per ragioni di lavoro spesso non riesce a ritagliarsi un momento dedicato alla cultura. La Notte Bianca si conferma come uno degli appuntamenti più attesi dell'estate nuorese e rappresenta un'occasione per la città che vuole rilanciarsi dal punto di vista economico. Un evento che sicuramente va ripetuto, visto che forse, anche per il periodo in cui si svolge, è l'unico in grado di far vivere la città per tutta la notte all'insegna della cultura, dello spettacolo e del divertimento.